tutti, ciao Massimo, Massimo Privitera. Ciao Marco. Allora, oggi abbiamo un ospite che è già venuto da noi, no? Qualche tempo fa, ma questa volta, e sto parlando di Marco Werba, compositore, ed ecco qui, ad esempio, il disco, ma anche scrittore, ecco qui. E infatti ci parlerà di questo disco, cioè di questa riedizione della colonna sonora di Giallo, un film di Dario Argento, e di quel libro che ha in mano Massimo. Marco Werba, compositore italo-spagnolo, nato a Madrid, che abbiamo già avuto come ospite, come dicevi per l'appunto tu, ha realizzato questo libro, La musica nel cinema thriller, dove racconta non solo la sua esperienza su Giallo, questa colonna sonora cult per un film di Dario Argento con Adrian Brody, che è proprio diventato un cult più del film stesso, la colonna sonora, che tra l'altro lui ha dovuto ripubblicare, perché era già uscita per Kronos Records in questa versione tanti anni fa, ce l'ho anche autografata, visto? Tac? Quindi ha scritto questo libro dove non solo parla di Giallo, ma parla anche di tutti i suoi cult movies e colonne sonore relative del cinema dagli anni 40 ad oggi. E allora andiamoci a sentire Marco Werba. Ciao! Salve a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ne abbiamo già parlato con Massimo Privitera nell'introduzione. Abbiamo oggi ospite Marco Werba. Eccolo qui, ciao Marco. Ciao, molto felice di essere di nuovo qui con Marco. Grazie a te Marco. Allora, noi l'ultima volta ci siamo visti per parlare di questo. Vedi, manca Massimo, ma faccio io le sue veci, cioè Il delitto Mattarella, dove hai parlato abbondantemente di questo film, regia di Grimaldi. Oggi però siamo qui per parlare soprattutto di due produzioni di diverso tipo. Uno è questo, è Giallo, il CD legato alla colonna sonora del film che hai fatto con Dario Argento, se non sbaglio nel 2009, correggimi se sbaglio, e poi anche di questo, cioè un tuo libro, La musica nel cinema thriller, un libro secondo me fondamentale per chi si vuole avvicinare a questo particolare genere, a questa particolare scrittura musicale. Allora Marco, io direi di partire direttamente da proprio il libro, anche perché il libro contiene poi in realtà un capitolo dove si parla diffusamente del tuo disco, poi in fondo, della colonna sonora. Mi spieghi un po' da cosa è nata, qual è stato lo stimolo, oltre ovviamente alla tua esperienza sul campo? Ma guarda, questa idea di scrivere un libro su questo argomento mi frullava, voglio dire, in testa da molti anni. Il destino ha voluto che fossi in contatto con un editore spagnolo che pubblicava anche CD di colonne sonore. Infatti ha pubblicato alcuni miei lavori ed era interessato a pubblicare il libro. Chiaramente io l'avrei scritto in italiano, l'avrebbero tradotto in spagnolo. Cosa è successo nel frattempo? L'editore è andato in fallimento, questo editore spagnolo. Ha chiuso la bottega. Purtroppo tanti. Ha prodotto troppi CD di colonne sonore che non hanno venduto e poi ha avuto problemi finanziari. Ma io il libro l'avevo già scritto. Allora ho chiesto un po' in giro a quali editori italiani potevano essere interessati a pubblicarlo. Un regista con il quale ho lavorato, Marco Pollini, mi fece il nome delle edizioni Falso Piano. Tra l'altro uno dei due proprietari, diciamo così, direttori artistici della casa editrice è Roberto Lasagna, che è un critico cinematografico, quindi è qualcuno che ha una grande cultura del cinema, e loro avevano già pubblicato dei libri sul cinema. Io glielo proposto e loro hanno accettato immediatamente. Hanno accettato anche per un motivo che sembrerà incredibile, ma in Italia non c'è nessun altro libro su questo argomento. C'è un libro scritto da Claudio Simonetti e da una giornalista francese che poi purtroppo ha avuto problemi di salute ed è morta, Gabriele Luca Antonio, ma parla essenzialmente di Claudio Simonetti e delle sue musiche. Certo. Non è un libro che parla in generale della musica da film e soprattutto è scritta solo in parte da un compositore e il resto è scritto da un critico musicale. Ma la cosa strana e incredibile è che anche all'estero non c'è molto.
Esiste un libro che si chiama Musique Fantastique, scritto da Randall Lutz, un critico americano, però appunto è scritto da un critico, non da un compositore. Ed è questo una notevole differenza, cioè, perché c'è un aspetto pratico e un aspetto teorico. Il compositore evidentemente indaga, anche se non tralascia quello teorico, ma evidentemente indaga con maggiore su quello pratico. Tra l'altro poi ne parleremo, ho creato una masterclass proprio sulla musica al cinema thriller, sì. E anche di questo all'estero, io ho guardato in giro, ma non ci sono masterclass su questo argomento. Lo sai, mi stupisce perché invece poi la produzione di cinema horror thriller è comunque molto in voga anche adesso, cioè ci sono serie televisive, film, quindi non è uno dice vogliamo fare un libro sulla musica di film e costume, i film e costume magari ce ne sono pochi, invece no, di thriller horror ce ne sono tantissimi. Sì, per esempio Christopher Young, che è uno dei migliori compositori americani specializzati nel genere, ha fatto le musiche di Hellraiser 1, 2, 3, di Drag Me to Hell di Sam Raimi, eccetera, un ottimo compositore. Anche lui avrebbe potuto inventarsi un libro o una masterclass, e invece non l'ha fatto. Vabbè. Tornando alle mie intenzioni, l'obiettivo era di scrivere un piccolo libro per uso didattico, magari per gli studenti di conservatorio di composizione, che erano interessati a scrivere musica da film. Poi c'è da dire una cosa, il compositore che scrive per un film di genere è più ispirato, ha più stimoli creativi, sì. Perché nei film di genere la musica è più importante. Nel film del neorealismo c'era poca musica, perché essendo quasi dei documentari, riportavano in qualche modo la realtà, non c'era bisogno di commentare più di tanto le azioni. Nei film, soprattutto di fantascienza, per rendere verosimili quelle immagini, la musica è determinante. Il pubblico che va ad assistere alla proiezione di un film non percepisce la presenza della musica quando è in sala, quando è al cinema. Questo per quale motivo? Perché la mente che non è allenata, percepisce l'insieme dell'opera audiovisiva, cioè praticamente l'occhio, la mente è più che altro catturata dalle immagini, sì. E percepisce il suono di riflesso, cioè è ovvio che il suono c'è, ma è il suono che viene collegato alle immagini e non presta molta attenzione al suono in generale, figuriamoci alla musica. Quindi la mia teoria è che il pubblico percepisce la musica solo a livello inconscio, come emozione data dall'insieme dell'opera audiovisiva, è una tesi alla quale io sono molto legato e sono convinto al 100% di questo. La prova ne è che io andai alla proiezione della mia prima colonna sonora del film Zoo di Cristina Comincini. Bene, sì. Io ero in sala, davanti a me c'era una coppia di anziani e io, un po' come Hitchcock che andò al cinema per vedere la reazione del pubblico quando c'era la scena della doccia, io andai per vedere la reazione del pubblico, cioè se il pubblico percepiva o no la presenza della musica. A un certo momento nel film si vede un violinista che suona per strada un brano col violino. Allora uno dei due, non ricordo se l'uomo o la donna, disse: ah, guarda, c'è musica lì. Come per dire che se non vedono la musica non la sentono. Questo, guarda, è una teoria, lo sai, forse di Marshall McLuhan, che diceva che in questo periodo, soprattutto in questo nostro periodo, prevale la vista sull'udito. Però lui parlava anche, e questa è una speranza perché chi come noi si occupa di musica, che c'erano dei periodi storici in cui l'udito contava di più della vista. Cioè, come posso dire, è una sorta di corsi e ricorsi. Indubbiamente questo nostro è il periodo dell'immagine, cioè noi siamo circondati da immagini, anche di suoni, però l'immagine evidentemente prevale sui suoni. Senti, io ti volevo chiedere appunto rispetto alla musica, tu prima dicevi giustamente che rispetto a un film neorealista o anche di musica ce n'è di più nei film horror, thriller. Mi domando, forse perché c'è più azione nell'ambito dei film appunto thriller e quindi c'è più possibilità delle musiche di non scontrarsi con i dialoghi e quindi avere più spazio per la composizione. Tu pensi che questa può essere una chiave di lettura?
è una buona tesi, un buon suggerimento, una buona riflessione, però io insisto, secondo me il motivo principale è che la musica aiuta a rendere verosimili azioni che non lo so. Non lo sono, perché se tu vedi Superman che prende il volo, non è che di solito esci di casa e vedi qualcuno che vola per il cielo. La musica di Williams diventa verosimile. L'alieno che arriva sulla Terra, eccetera. Con la musica, ripeto, sempre perché viene vissuta come emozione, emozione. Tempo fa c'era una psicologa che aveva fatto uno studio proprio sulla mente umana e su come percepisce anche la musica in un film thriller, e anche lei diceva che appunto a livello praticamente noi compositori siamo collaboratori del regista nel riuscire a comunicare emozioni al pubblico che è presente in sala. Quindi il pubblico non lo sa, ma spesso l'emozione che lui riceve è data dalla musica, non solo e non tanto dalle immagini. Io l'ho vissuto in prima persona. Io quando andai a vedere il film di fantascienza La fuga di Logan's Run del 77 con Michael York e Jennifer Agutter e Michael Anderson, con le musiche del premio Oscar Jerry Goldsmith, io non mi accorsi che c'era musica all'inizio. Non mi accorsi assolutamente, avevo 14-15 anni. Dopo essere tornato a vedere il film per la seconda volta, di colpo mi resi conto che c'era musica. Senti, io ti volevo parlare appunto del tuo libro. Tu hai già detto che il tuo libro, possiamo dire che per metà si parla di teoria, di storia della musica del cinema thriller, e diciamo su per giù l'altra metà ci sono delle interessantissime partiture, ad esempio della tua colonna sonora. Mi soffermerei in questo momento su questa prima parte, dove tu parli di ad esempio Bernard Herrmann, che io lo considero il Bach della musica per cinema, un autore secondo me fondamentale per tutta la storia della musica appunto del cinema. Ecco, ultimamente ci tengo molto a questa domanda, perché con Stefano Mainetti, in una delle nostre ultime interviste, lui ricordava che Bernard Herrmann era colui che parlava della musica funzionale. Proprio Bernard Herrmann affermava che il tema potesse in qualche modo essere una seconda melodia che si sovrapponeva ai dialoghi, e quindi lui non voleva sovrapporsi ai dialoghi, ma voleva dare un'altra chiave di lettura, quindi funzionale al film. Ecco, la domanda che ti faccio è: non pensi che attualmente la scena musicale odierna, forse anche a causa delle produzioni, degli stereotipi che ci sono, si è andata un po' troppo a estremizzare questo concetto di Herrmann, cioè musica funzionale sì, però non un impoverimento totale della musica, diventi solo una musica di servizio? Non pensi che ci sia questo rischio? Assolutamente sì. Prima di arrivare alla musica odierna volevo dire qualcosa su Herrmann. Allora, Bernard Herrmann è stato un compositore che ha dato uno spessore drammaturgico enorme nei film thriller, ci ha dato dignità anche al genere, perché già in quegli anni, ma ancora oggi, c'era un pregiudizio soprattutto dell'Academy, degli Oscar per esempio. Raramente un film thriller horror arrivava ad avere una candidatura agli Oscar, con l'eccezione per esempio di Silenzio degli Innocenti, Silence of the Lambs, oppure di Omen, in cui Jerry Goldsmith ha vinto l'Oscar per le musiche. Ma parliamo di eccezioni. Infatti Brian De Palma, che è un regista essenzialmente dedicato, specializzato, vuol dire, nel genere thriller, le uniche 2 candidature all'Oscar che ha avuto erano per 2 film che non erano thriller. Era L'Intoccabile, un film di gangster su Al Capone, e Crimini di guerra, un film di guerra, insomma. Questo per coronare il fatto che c'è un pregiudizio di fondo rispetto a questi film. Ma con una musica di spessore come quella di Bernard Herrmann, che ha fatto da scuola a molti altri compositori che sono venuti dopo, compreso me stesso, ha dato veramente dignità e qualità al film. E poi era un uomo che aveva molto coraggio e molta personalità, e si imponeva anche sulle scelte artistiche, anche con Alfred Hitchcock. Per esempio Hitchcock non voleva musica nella scena della doccia. Ma dopo aver ascoltato quello che aveva fatto Herrmann, che non aveva seguito le indicazioni di Hitchcock, ma aveva deciso di mettere la musica nella doccia,
ha capito che quella musica funzionava benissimo. Tra l'altro la cosa incredibile e interessante di quella musica specifica, rivoluzionaria in un certo modo, è che lui aveva usato solo un'orchestra d'archi. In realtà anche James Byrne nei film dell'Hammer aveva usato l'orchestra tradizionale, però il modo in cui l'aveva usato era rivoluzionario, perché lui aveva lavorato sui contrasti tra le note acute dei violini, proprio all'estremo, al registro estremo dei tuba con gli armonici, e le note basse dei violoncelli e contrabbassi, giocando su questi due registri estremi proprio, no? Quindi anche con delle tessiture ritmiche quasi stravinschiane, cioè, e poi questa scrittura animalesca, perché ma nel senso buono del termine, cioè queste estremizzazioni che dicevi stanno lì a indicarlo, cioè non era per niente aggraziato, lo era quando lo vuole essere, ma se no. Tornando al discorso, quello, alla domanda iniziale, circa la musica funzionale in ambito odierno. Allora, io sono uno che non ha mai seguito molto le mode. Adesso c'è un po' la moda, non so chi l'abbia inventata, diciamo così, di mettere nei film una musica un po' anonima, non tematica, New Age, di sound design New Age, oserei dire, che praticamente messa lì sottofondo anche ai dialoghi, pensando che questa musica non disturbi, perché essenzialmente il motivo di questa estremizzazione musicale, no? Molto ermetica e semplificata, è che loro hanno pensato che questa musica possa non disturbare anche i dialoghi, il che è parzialmente vero, parzialmente falso, perché se tu metti questo tappeto elettronico sotto i dialoghi, dopo un po' comincia a rompere le scatole anche quello. Ti annoia un pochino. Quindi insomma, diceva Maurizio De Angelis, ma allora l'amico Maurizio, che è una persona squisita tra l'altro, ma allora non si potrebbe fare un compromesso tra le due posizioni? Da una parte usare il tema musicale tradizionale come l'abbiamo sempre usato negli anni scorsi, da una parte questa musica un po' New Age, un po' di sound design, un punto di vista, un punto di incontro tra questi due pensieri, che secondo me è possibile. Infatti nel film Seguimi di Claudio Sestieri, che è un film drammatico, psicologico e anche un pochino thriller, anche un po' erotico, parla di questa donna che entra in una galleria d'arte, guarda un dipinto di una modella giapponese e rimane in qualche modo colpita da questo sguardo, da questo fascino che questa modella giapponese riusciva a emanare dal quadro. Poi lei la incontra realmente, questa modella, e hanno una storia lesbica, insomma. Una sorta di sindrome di Stendhal, però poi vera. Quello che è curioso, dopo alcuni giorni lei si risveglia, questa donna, e la modella giapponese è scomparsa. Comincia a indagare e il pittore che l'aveva dipinta dice che in realtà la modella era morta 3 anni fa. Le ipotesi sono due: o si è immaginata tutta nella sua mente questa donna, o è un fantasma della modella che è ritornata per avere questo incontro con questa donna, certo. No? Rimane nel dubbio. Certo. Quindi la musica doveva essere, su richiesta del regista, molto astratta, moderna, misteriosa, con una ricerca sonora particolare, ed è quello che ho fatto. Quindi ho fatto una ricerca timbrica particolare, ma non ho rinunciato alla mia idea che ci volesse almeno un tema per la protagonista e un tema per l'altra protagonista. Ho trovato un punto di incontro di questi due pensieri. Ecco, la cosa interessante da dire, riferito anche a Giallo e Dario Argento, in questo film, La caccia al cacciatore della preda, c'è una scena in cui una donna, in questo caso l'assassina era una donna, con una mannaia uccideva un malcapitato che entrava dentro casa sua per vari motivi. Ecco, il primo pensiero, la prima idea che io ho avuto musicalmente è di mettere degli accordi dissonanti a sync su questo coltello, questa mannaia che colpiva la vittima. Il regista mi fece notare, giustamente, aveva ragione, che mettendo questi accordi a sync avrei coperto il suono del coltello che tagliava l'aria. Per questo insisto molto anche con i miei allievi di composizione di capire quali saranno gli effetti sonori che ci saranno nel film, perché devono interagire con la musica e non disturbarsi a vicenda. Quindi questo è molto importante. Adesso ormai col sound design
effetti sonori e musica un po' si confondono un po' anche i ruoli, no? Di chi deve occuparsi ma è molto importante questo. Quindi scrissi una musica che invece non seguiva la violenza dell'azione, ma cresceva di intensità dopo che il delitto è stato commesso. E quindi il regista mi ha dato un input intelligente. È molto interessante questo tuo modo di rimarcare l'importanza dell'interazione della musica con i suoni, i rumori, presa diretta, eccetera, eccetera. E in Giallo c'è un'altra scena dove c'è un delitto anche lì. C'è un giovane Adrien Brody che entra in questa macelleria, riconosce nel macellaio colui che ha ucciso sua madre, entra con una mazza da baseball, il macellaio non capisce, comincia a colpire il macellaio con questa mazza da baseball, poi prende un coltello da macellaio e comincia a colpire il macellaio fin quando non lo uccide. Quindi una decina di coltellate, prima un'altra decina e basta. Anche lì il desiderio era di mettere questi accordi. Di sync, certo. Cosa ho fatto? Per prudenza ho messo una musica su 2 piani, dei violoncelli che facevano un movimento veloce, dei violini che tenevano una nota e degli accordi con una tastiera elettronica a sync, separati. In questo modo, se gli americani, i montatori, il fonico di mix avessero voluto togliere questi effetti sonori, potevano farlo. Infatti li hanno tolti. Non ci sono riuscito a mettere questi accordi. E qui entriamo nell'ambito tuo, proprio parliamo di Giallo in maniera più incisiva. Io ti faccio i complimenti perché bellissima scrittura, bellissima orchestrazione, veramente una colonna sonora con la C maiuscola, come si suol dire. Si vede che sotto c'è tanto lavoro, tanto lavoro. Vorrei parlare un po' di come è nato questo disco. Tu giustamente hai detto la musica nei film horror è importante, si può anche ascoltare all'infuori, a meno che chiaramente sia una musica elettronica non tematica. In Giallo io ho fatto quello che di solito non si fa nei film thriller e horror, cioè ho scritto molto materiale tematico, anche troppo. Perché dico troppo? Perché se tu scrivi troppi temi, nel film non hai la possibilità di svilupparli, perché ci sono degli spazi limitati, no? Quindi ho scritto un tema per il titolo di testa e le prime sequenze del taxi che si aggira per le vie di Torino come uno squalo in cerca di una preda. Dopodiché quel tema non si sente più nel film, perché poi c'è il tema proprio dell'ispettore Avolfi di Adrien Brody, che praticamente in 2 scene del film e nei titoli di coda, anche lì non ho avuto il tempo di svilupparlo più tanto. C'è un tema d'amore che appare in 2 scene e poi ci sono tantissimi brani, uno diverso dall'altro, per le scene di tortura. Cioè il contrario di quello che succede per esempio in un film come Halloween di John Carpenter, in cui ogni volta che compare l'assassino si ritrova sempre lo stesso tema musicale, che identifica l'assassino. Sì. Qui invece ho voluto creare come dire, una colonna sonora ricca di materiale tematico, forse esagerando anche per le motivazioni che ho detto, che non c'è il tempo di sviluppare quei vari temi nel film. Prima cosa. E seconda cosa, Dario Argento voleva molta musica nel film, molta musica. E questa è una cosa alla quale io di solito sono un po' contrario. Io consiglio spesso ai registi, cosa strana perché di solito gli altri compositori non lo fanno, di ridurre il quantitativo di musica in un film, ma di valorizzare la musica che c'è. Per valorizzare intendo di metterla a un volume un pochino più alto. Questo per quale motivo? Perché poi quando arriva la musica, dà veramente qualcosa di importante, comunica qualcosa di importante al film e allo spettatore, come a livello di emozione. Se tu metti musica in continuazione, alla fine dà fastidio quella musica. Allora che cosa ho fatto? Ho messo in atto 2 soluzioni, che erano le uniche 2 soluzioni che mi venivano in mente, per venire come dire, per andare incontro alle sue richieste, ma senza tradire la mia filosofia. Così. Allora, sotto i dialoghi ho scritto una musica con delle pause all'interno. Quindi un accordo, 3 secondi di pausa, un altro accordo. In questo modo, dando dei piccoli respiri, non c'era una musica continua, era una musica spezzata ed era meno pesante. Meno invasiva. Esattamente. L'altra arma, a mio vantaggio, era quello di variare l'orchestrazione. Infatti, come tu avrai ascoltato nel CD, alcuni brani sono sinfonici con la grande orchestra,
in alcuni c'è solo un flauto, in altri il pianoforte, sì. Al pianoforte, in una c'è una vibrazione elettronica, una voce femminile sospirata, quasi una voce erotica. Variando la strumentazione appesantivo, no, di meno con la presenza della musica, praticamente il film. Poi la cosa interessante è che Adrien Brody, che io non ho mai avuto il piacere di conoscere, era supervisore musicale del film. Ma dai? Assolutamente sì, perché lui un po' suona il pianoforte, infatti nel pianista Roman Polanski le prime note di Chopin le suona realmente lui. Poi questa è una notizia che mi dai, come sai sono piuttosto interessato alla questione, non lo sapevo proprio, questa mi mancava. E quindi mandarono i miei demo a Adrien Brody e lui disse sì, che questo tema per film poteva funzionare, magari fare crescendo di tensione verso la fine, ma quindi mi mandò un messaggio attraverso il suo agente proprio, Adrien Brody, dicendo I like your music, please give a crescendo at the end of the music, no, e quindi grazie anche a Adrien Brody ho fatto le musiche del film. Allora, io andrei avanti perché ci sono un altro paio di questioni che hanno a che fare con l'attualità, insomma, che mi interessa. Adesso ne parleremo della tua masterclass, ma in generale a tutti gli studenti di musica per cinema, ecco, quello che ha detto in questi 20 minuti Marco Werba è da prendere proprio per oro colato, cioè sono tante cose che accadono in studio di registrazione nel rapporto con il regista, con il produttore, insomma si parla di lavoro di compositore. Senti, proprio parlando di questo, allora io ti sono venuto a trovare in studio al Mix Cinema di un film dove tra l'altro è un regista che conosco, Ugo Cabaterra. Ci parli un po' di questo tuo film che immagino sia in uscita nella prossima stagione? Guarda, è un film d'autore quasi sperimentale, molto ermetico, molto minimalista, e anche per questo è una sfida, per qualcosa di diverso da quello che ho fatto finora. Ho fatto alcune musiche per film d'autore, in particolare un film albanese si chiama Inane, il titolo italiano provvisorio L'estate senza ritorno, molto interessante, ambientato durante la seconda guerra mondiale, e poi con Aurelio Grimaldi ho fatto anche qualche film d'autore. Però questo è un film così particolare, praticamente il remake di un film con Anna Magnani e di Rossellini, che si chiamava Anna, una voce umana, tratto da un testo di Jean Cocteau. È un film molto particolare perché praticamente c'è solo una protagonista femminile, non ci sono, praticamente, sì, si vedono altri attori in alcuni momenti, ma è praticamente quasi un monologo shakespeariano di questa donna che parla per telefono con il suo innamorato, il suo ex, insomma, che non si capisce se si sono lasciati, si stanno lasciando, insomma, lei è disperata, vuole tornare via, e praticamente non si sente però mai la voce dell'altro interlocutore, quindi è come se fosse un monologo. E quindi è difficile fare la musica per un film dove essenzialmente molti dialoghi, anche una voce fuori campo che riflette il suo pensiero, e pochi momenti in cui non ci sia un dialogo, e quindi la musica doveva essere molto discreta, molto psicologica, riflettere il dramma psicologico che stava vivendo questa protagonista, cioè la disperazione di essere sola, vivere in solitudine, con la speranza di tornare con il suo innamorato. Quindi ho lavorato essenzialmente su due temi musicali, uno che è il tema di Anna, che rappresenta la protagonista, un altro brano che ho chiamato Solitudine, che rappresenta proprio la disperazione di questa donna sola, in balia alle sue angosce, alle sue preoccupazioni. E ho avuto un sassofonista molto bravo che ha suonato le due melodie e che ha anche improvvisato una parte più jazz, Simone Salza, eccellente sassofonista, con il quale avevo già lavorato per un altro film di Roberto Lippolis e con il quale mi ero trovato molto bene. Per fortuna ho trovato un regista intelligente, Ugo, che non mi chiedeva di riempire il film di musica perché l'avremmo rovinato, ma abbiamo cercato si è fidato di me, che mi ha dato carta bianca, di scegliere i punti veramente giusti in cui mettere la musica e lasciare altri punti in cui c'è solo la voce della protagonista e qualche rumore
della presa diretta o qualche effetto sonoro. Senti, a proposito di sensibilità musicale, invece un'altra cosa importante che stai per fare è questa masterclass. Ce ne parli un po'? Sì, anche perché la masterclass fra poco si chiudono le iscrizioni, quindi le persone interessate devono, come si vuol dire, sbrigarsi e iscriversi. E si terrà in un posto bellissimo, a Narnia, vicino a Orvieto, dove hanno girato anche le cronache di Narnia, il film. A Narni, dove hanno girato Narnia. Ed è una masterclass unica, ripeto, perché non ce ne sono altre, proprio sulla musica al cinema, thriller, horror, fantascienza, dove io cercherò di comunicare nell'arco di 5 giorni, una full immersion di 5 giorni, ai giovani compositori o non giovani, chiunque sia interessato, come affrontare il dialogo con un regista proprio per, come dire, per gestire nel migliore dei modi la scrittura della musica per un film di genere. Senti, ok, immagino che per iscrizioni o altro forse bisogna fare capo a dove? Al tuo sito? Music. Basta digitare Narni Festival, dove ci sono varie masterclass e anche concerti organizzata da Cristiana Pecoraro, una pianista classica di alto livello artistico, si è esibita anche al Carnegie Hall di New York. Senti, allora noi concludiamo sempre il nostro programma con una domanda. Noi siamo collegati a un programma storico radiofonico che si chiama Classic Rock e facciamo sempre una domanda ai nostri ospiti semplice. Dimmi la tua movie song, una canzone legata al cinema, una canzone non tua evidentemente, che ti è rimasta particolarmente nel cuore, dentro. Come canzone cinematografica a me è piaciuta molto la canzone scritta da Georges Delerue e Joan Baez per il film To Kill a Priest, un film su Solidarnosc con Christopher Lambert. E la canzone credo si chiami The Many Crimes of Cain, cioè i molti crimini di Caino, insomma. Caino, vabbè. È una canzone straordinaria, proprio ti prende nel cuore senza essere sdolcinata, perché cioè, si può essere commoventi, toccare il cuore senza essere melenzi. Grazie allora Marco, ti auguriamo tutto il meglio sia per la masterclass e sia per i film in generale. Grazie mille, a presto Marco.